Abbiamo a Cucina 33 un felice ritorno, molto atteso, uno dei nomi più importanti della cucina italiana, reduce dall'esperienza di cucinare dei giorni scorsi. Sara Pappa è con noi e siamo tutti felici di darle il benvenuto di nuovo qui in questo spazio di Cucina 33. Che cosa ha in mente per oggi pomeriggio e per tutte le persone che sono venute a incontrarla e imparare da lei? Ho intenzione intanto di dare semplicità a quello che faccio, quindi senza bilancia, devo dire, perché ci sono delle cose che vanno fatte senza bilancia. Riproporrò dei piatti della tradizione del sud, così la trasferisco al nord. No, quando io vengo qua prendo le cose del nord e le porto al sud, ok? Per cui la cucina deve essere uno scambio. Quindi cercherò di riproporre dei piatti pasquali della tradizione, molto belli, molto semplici, ma perché devono ritornare a farsi conoscere. Lei è anche un nome importante che tutti legano al pane e volevo farle questa domanda. Perché tutte le persone adesso, secondo lei, hanno di nuovo questa passione, questo ritorno al fatto di cucinare il pane in casa, per esempio? Ma lo dico da sempre io perché c'è un grande, io dico una grande fame di naturale. E quindi è quello che cerca la gente. Ormai dobbiamo cercare di ritornare indietro e riscoprire i sapori di una volta, perché appunto la nostra alimentazione è stata completamente stravolta dalla tecnologia, dai conservanti, dall'industria e quindi è necessario ritornare indietro per tutelare la nostra salute. Quindi il pane che rappresenta il primo alimento dell'uomo, dobbiamo ritornare a quello che era il pane di una volta, il pane semplice, fatto con delle buone farine, perché le farine non nascono negli scaffali del supermercato, ma c'è una filiera dietro, che vuol dire grano, vuol dire coltivazione, vuol dire gran mugnaio, vuol dire macina a pietra e soprattutto io cerco di parlare italiano, compriamo italiano, grano italiano.